emozioni, lui mi promise, sicuro in lui io sono il mio scudo e la mia protezione fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscatto e come un fiume libero amore, grandiosa grazia, eterno amore. Perfetta grazia che dolce il sol che ha salvato me. Io ero perso ma mi salvò, ero cieco e oggi io vedo, mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscatto e come un fiume libero amore, grandiosa grazia, eterno amore, è come un fiume, libero amore, grandiosa grazia, eterno amore. Perfetta
Pace a tutti, fratelli, buongiorno, buongiorno nella pace del Signore Gesù, benvenuti alla nostra preghiera del mattino. La preghiera del mattino è un programma delle Shea Damiti, Chiese Evangeliche Assemblea di Dio, Arca Missionaria Italiane. E noi siamo qui stamattina, io sono il pastore Victor Lopes e sarò con voi esta mattina per adorare e benedire il santo nome di Gesù. Benvenuti a tutti, a te che sei qui con noi per la prima volta. Vorrei invitarti a iscreversi su questo canale, fa la tua iscrizione, pigia sul campanello delle notifiche, attiva tutte le notifiche perché ogni giorno che saremo in diretta o che carichiamo un contenuto, tu riceverai la notifica e potrai partecipare immediatamente e ricevere questa porzione ogni giorno, ogni mattina nella presenza del Signore. Che Dio ti benedica, a voi fratelli che sono già connessi con noi, benvenuti. Vorrei mandare un abbraccio a tutti i miei fratelli stamattina. Che Dio vi benedica. È un piacere molto grande essere qui con voi ogni mattina, di martedì e giovedì, con la preghiera del mattino. Questa preghiera è nata nell'anno di 2020. Abbiamo iniziato un proposito di preghiera e questo proposito eh, è amplificato e fino ad oggi noi continuiamo pregando, apresentando al Signore, portando sempre una parola di Dio per le persone. È molto diverso il nostro giorno dopo che riceviamo una parola dalla parte del Signore. Cambia tutto. Molte volte noi pensiamo che è la fine o che non c'è verso per quel problema. Molte volte pensiamo non esiste possibilità, ormai non ho niente da fare, è già finita la cosa. Ma la parola del Signore dice in Giobbe, capitolo 14, vorrei condividere questa parola stamattina con voi. Giobbe, capitolo 14, la parola del Signore ci dice così. L'uomo nato da donna vive pochi giorni ed è pieno di inquietudini. Spunta come un fiore, poi è reciso, fugge come un'ombra e non dura. Eppure tu apri gli occhi tuoi sopra un tale e mi fai comparire in giudizio con te. Chi può trarre una cosa pura da una impura? Nessuno, poiché i suoi giorni sono fissati. Il numero dei suoi mesi dipende da te e tu gli hai posto dei limiti che non può oltrepassare. Distogli da lui lo sguardo e lascialo stare finché abbia terminato la sua giornata come un bracciante. Almeno per l'albero c'è speranza. Se è tagliato, cresce nuovamente e continua a mettere germoglio. Anche se la sua radice invecchia sottoterra e il suo tronco muore nel suolo, al sentore dell'acqua germoglia nuovamente e mette rami come una pianta. L'uomo invece muore e rimane atterrato. Quando egli esala lo spirito, dov'è mai? Come le acque se ne vanno dal mare e un fiume si prosciuga e si secca. Così l'uomo giace e non risorge più, finché non vi siano più cieli, non si risveglierà, né più si desterà dal suo sonno. O volessi tu nascondermi nello Sheol, occultar-me finché la tua ira sia passata, fissar-me un termine e ricordar-ti di me? Se l'uomo muore può ancora tornare in vita? Aspetterei tutti i giorni del mio duro servizio
finché giungesse l'ora del mio cambiamento. Mi chiameresti e io risponderei. Tu avresti un grande desiderio per l'opera delle tue mani. Allora tu conteresti i miei passi, ma non serveresti i miei peccati. Sigilleresti il mio peccato in un sacco e copriresti la mia colpa. Ma come una montagna cade e si sgretola e come una rupe è rimossa dal suo posto, come le acque corrodono le pietre e come le alluvioni portano via il suolo della terra, così tu distruggi la speranza dell'uomo. Tu lo sopraffai per sempre ed egli se ne va. Tu sfiguri il suo volto e lo cacci via. Se i suoi figli sono onorati, egli non lo sa. Se sono disprezzati, egli non lo nota. Egli sente solo il dolore della sua carne e l'afflizione della sua anima. In questo capitolo Giobbe descrive la miseria dell'uomo. Fratelli miei, quante volte noi siamo in questa condizione che ci paragoniamo veramente, che ci rendiamo conto veramente di chi siamo. E a volte noi diciamo e pensiamo che è la fine. Come Giobbe diceva, almeno per l'albero c'è speranza. Magari stamattina tu ti trovi senza speranza, senza gioia, dicendo per me non c'è verso, per la mia situazione non c'è verso. Ma io vorrei dirti stamattina che le cose non sono come tu pensi e Dio non è come tu pensi. Lui è più grande dei nostri pensieri. Lui è grande. Veramente le condizioni della nostra vita molte volte ci fa pensare che il Signore non ci sta vedendo, che il Signore non ci apprezza più, ci ha abbandonato. Giobbe è arrivato a un punto che ha detto: se i suoi figli sono onorati, egli non lo sa. Se non sono disprezzati, egli non lo nota. Cosa l'uomo percepisce? Soltanto il dolore della sua carne e l'afflizione della sua anima. Magari fratello, sorella, tu ti trovi in questa condizione, tu ti trovi immerso nei tuoi dolori e nelle tue afflizioni. Ma la parola dice in Ebreu, agli Ebrei, capitolo 10, versetto 38, il mio giusto vivrà per fede. E il campo di Dio è il campo della fede. Molte volte noi lasciamo un campo di dubbi per il Signore e in questo campo non germoglierà nulla. La speranza non germoglia nel campo del dubbio, ma nel campo della fede germoglia la speranza, spunta la speranza. Che tu possa stamattina, fratello, sorella, essere la prima persona a credere nel proposito, nel piano e nel progetto di Dio sulla tua vita. Perché il Signore non dimenticherà mai dei suoi. Lui non dimenticherà mai di te. Il suo sguardo è su di te. Alleluia, siamo tutti sotto lo sguardo del Signore. E a volte noi pensiamo, ma dov'è questo Signore che mi lascia in questa condizione? Dov'è il Signore che mi abbandona a questa situazione? Molte volte noi diciamo tu lo sopraffai per sempre.
tu sfiguri il suo volto e lo cacci via. Prendi la tua porzione stamattina. Prendi la tua porzione stamattina come il profeta Elia che era sotto quell'albero, quella ginestra, e diceva io preferisco la morte. Alleluia. Ma la parola del Signore dice che l'angelo del Signore ha portato pane caldo e ha portato acqua fresca. Gloria al Signore. Esiste un soccorso di Dio oggi sulla tua vita. Sai che Dio è pronto soccorso pronto. Esiste oggi una urgenza che Dio sta attendendo oggi. Dio sta rispondendo oggi una urgenza nella tua anima. Perché il Signore non ti permetterà perire. E stamattina il Signore arriva nella ginestra dove tu ti trovi dicendo è meglio morire, è meglio desistere, è meglio mollare, perché vedi com'è la mia situazione. Fin quando sarò così? Per me non c'è speranza, non c'è modo. Magari tu hai detto stamattina, Signore, ho bisogno di un miracolo. Canta. Canta al Signore un cantico nuovo. Proclama le sue meraviglie. Non lascia, fratello, sorella, che il nemico godi della tua situazione. Ma sia un protagonista oggi di questa situazione, glorificando Dio, perché esiste una platea che aspetta la tua reazione. E la tua reazione molte volte è di lamentarsi, di dire sono finito. Io ti dico una cosa, c'è una folla, una moltitudine che aspetta che tu desista. Ma c'è un Dio che sta lì nel suo trono, irremovibile, eterno, che sta lì dicendo non desiste. Tu puoi prendere questa opportunità per fare che il mondo veda che il Signore è con te. Ma come Dio è con me con tutta questa situazione? Ma vedi che tu non sei distrutto. Magari sei afflitto, ma non distrutto. Magari hai avuto dei danni, ma non sei ridotto. Caro mio, se c'è speranza per un albero che è stato tagliato, come mai non ci sarà speranza per te? Se c'è speranza per un albero che molte volte non abbiamo nemmeno seminato, piantato, è cresciuto come quella pianta che è cresciuta e ha coperto il capo di Giona. Perché per te non c'è speranza? Ricevi stamattina. Ricevi questa mattina. Ricevi questa mattina una porzione di rinnovamento spirituale. Ricevi questa mattina una porzione di rinnovamento sulla tua mente, sul tuo corpo fisico, stanchezza. Vai via in nome di Gesù. Sia sulla mente, sul corpo.
sull'anima sia rinnovato, perché come per un albero c'è speranza anche per te. Alleluia! Gloria al Signore. Preghiamo, fratelli miei, vorrei mandare un abbraccio a tutti i miei fratelli del settore ecclesiastici di Shea Damiti. Se tu non conosci ancora i settori ecclesiastici di Shea Damiti, noi abbiamo il settore 01, che è la provincia di Firenze, il settore 02, che è la provincia di Pisa, e il settore 03, che è la provincia di Verona. Quindi seguiteci su Instagram, Sheadamiti settore 01, Sheadamiti settore 02 e Sheadamiti settore 03. Seguiteci perché ci sono diversi contenuti e informazioni sulla missione che certamente sarà utile per te. Tu che ancora non hai lasciato il tuo mi piace in questo video, in questa diretta, lascia il tuo mi piace e condividi con altre persone. È molto importante che tu partecipi e condivida con altri. Vorrei anche disporre il nostro numero di WhatsApp. Il nostro numero di WhatsApp è più 39, il codice d'Italia, 351 360 4320. Ripeto, codice d'Italia più 39 351 360 4320. Vorrei anche invitarti a partecipare di una immersione biblica. Il Vivaio Missionário è la nostra scuola biblica teologica missionaria e noi promuoveremo in questo 2025 un corso di immersione ai Vangeli. E questo corso sarà una videoaula che sarà trasmessa dal vivo e potete partecipare con noi di questa immersione. Sarà una immersione molto importante. Noi faremo un percorso sui Vangeli, inizieremo il Vangelo di Matteo, dopo il Vangelo di Marco, dopo il Vangelo di Luca e dopo il Vangelo di Giovanni. Quindi un percorso di 12 mesi diviso in 4 moduli e che tu puoi partecipare con noi. Se tu vuoi sapere come partecipare di questo corso, tu mandi un messaggio su questo numero di WhatsApp 351 360 4320 dicendo io voglio partecipare del corso di immersione ai Vangeli. Ok? Manda la tua richiesta e noi inoltreremo il modulo di iscrizione dove tu farai, compilerai e vedrai le cose necessarie per la tua iscrizione. Ok? Approfitta perché questo corso noi stiamo facendo proprio di inserimento, un corso di inserimento per i fratelli di Sheadamiti e altri fratelli che sono in Italia. È un corso nella lingua italiana, promuoveremo noi e vorrei invitare a tutti i fratelli. Non c'è un'esigenza. Tutti i fratelli che vogliono crescere spiritualmente possano partecipare di questo corso, ok? Dal nord al sud d'Italia, anche fuori Italia, le persone che sono all'estero, in Unione Europea, possano partecipare. Il corso sarà fatto nella lingua italiana e noi avremo un materiale didattico dove lo svilupperemo durante questo anno scolastico della scuola biblica Vivaio Missionário. Il corso è Immersione ai Vangeli. Quindi via, mandate già un messaggino dicendo pastore, voglio iscrivermi al corso e così riceverai il modulo e tutte le regole per partecipare e con tutti i dettagli, ok? Che Dio vi benedica, vi aspetterò in questo anno scolastico, volendo il Signore, per questa
crescita spirituale, questa immersione ai Vangeli che sarà ricchissima. Vorrei anche ringraziare a tutti i miei fratelli che sono con noi e che partecipano della campagna missionaria 2025. Questa è la nostra campagna missionaria 2025, qui è il Barattolo Missionario, dove noi quest'anno di 2025 il nostro proposito, la nostra campagna è per la ristrutturazione della casa missionaria, del palazzo missionario a Montescherboli, Pomarance, dove sarà una casa d'accoglienza ai missionari che saranno preparati, inviati a fare la missione nelle città in Italia. Ci sono più di 1000 città in Italia che non hanno un missionario, che non hanno una chiesa evangelica e noi abbiamo questo progetto di evangelizzazione e abbiamo questo palazzo che il Signore ci ha dato dove verrà ristrutturato per accogliere i missionari che studieranno da noi, saranno preparati in un percorso è un lungo percorso di 3 anni inizialmente e dopo questi 3 anni questi fratelli saranno inviati nel campo missionario per servire il Signore. E tramite questa campagna missionaria noi avremo la possibilità di ristrutturare il palazzo e se tu vuoi sapere come partecipare di questa campagna, ci chiedi informazioni che noi ti informeremo. Se tu vuoi fare un'offerta per la ristrutturazione del palazzo, puoi mandare su questo conto bancario, c'è qui l'Iban, BIC e potete mandare la vostra offerta missionaria per la ristrutturazione del palazzo, che sarà anche una casa d'accoglienza ai religiosi. In Italia sappiamo che ci sono diversi ordini religiosi, le suore, i preti, i sacerdoti, che la nostra preghiera, fratelli, è che loro possano arrivare alla pienezza, alla completezza della verità, che conoscono la parola e conoscendo la parola sarà impossibile rimanere all'ordine e loro, come sappiamo, non hanno un modo di uscire perché non pagano il contributo, non hanno una casa. La maggior parte delle persone che sono nell'ordine non hanno una possibilità di ricominciare e questa casa d'accoglienza sarà molto importante per servire questi fratelli che vogliono uscire dall'ordine per servire solo a Gesù, lasciando tutto, tutti gli obblighi dell'ordine e servire solo a Gesù. E lì potranno essere inseriti in questa casa e vivere lì nel servizio del Signore, continuare la loro missione servendo il Signore. Perché una volta che uno ha consegnato la sua vita a Cristo, il Signore continua essendo la nostra priorità. Loro cambiano soltanto l'ordine, ma vivono una novità di vita e per vivere questa novità di vita hanno bisogno di un appoggio e questa casa d'accoglienza sarà una casa di appoggio dove loro lì avranno da mangiare, da dormire, da vivere e continueranno a servire il Signore perché lì funziona il progetto Non Sei Solo, il vivaio missionario e la nostra chiesa a Pomarance con la priorità di evangelizzare quella città. Quindi se tu vuoi essere partecipe di questa causa, fai la tua offerta. Abbiamo una grande sfida per quest'anno di ristrutturare tutto questo palazzo, adattarlo a questo progetto missionario della casa d'accoglienza e tu potrai essere un partecipe di questa missione con noi. Fai la tua offerta e così insieme costruiremo questo progetto missionario per la gloria di Dio. Che Dio ti benedica. Preghiamo, fratelli miei, ringraziando il Signore di questa opportunità. Padre Santo, in questo momento siamo qua nella tua presenza e vogliamo ringraziarti, Signore, di questa grande opportunità. Grazie, Signore, per tutto ciò che hai fatto, che stai facendo e che ancora farai.
Signore, grazie perché tu ci hai messo sulla luce. Eravamo un giorno nelle tenebre e tu ci hai tolto delle tenebre, del buio, dove noi non sapevamo dove camminavamo, dove eravamo, ma oggi siamo in terra salda, sulla roccia. Sentiamo questa stabilità, Signore, perché nonostante abbiamo afflizioni, tribolazioni, ma lo Spirito Santo, che è il sigillo che abbiamo ricevuto nel giorno della confissione di fede che abbiamo fatto, noi, Signore, lo sentiamo vicino che ci rinforza e ci fa continuare avanti senza mollare nel proposito della tua opera e del tuo regno, della nostra fede. Come l'Apostolo Paolo ha detto, io ho combattuto il buon combattimento, ho finito il percorso, ma ho custodito la fede. E è questa fede che abbiamo dal primo giorno ricevuta, avuta e manteniamola fino alla fine nel tuo ritorno, dove tu ci porterai e ci ristorerai completamente. Padre, in nome di Gesù tuo Figlio, vorrei chiederti di darci la tua grazia, la pazienza, ma soprattutto, Signore, la salvezza, perché nessun vento ci tolga dalla tua presenza, nessuna parola, nessuna affronta, niente che viene contro di noi ci tolga, Signore, dalla tua presenza, dal tuo piano e dal tuo proposito. Oh Padre Santo, Dio meraviglioso, io prego la tua parola che dice che se saremo fedeli, noi goderemo il meglio di questa terra e per fine la vita eterna. Signore, considera tutto ciò che abbiamo rinunciato, tutto ciò che abbiamo abbandonato per servirti, e non ci lascia abbandonati alle situazioni amare che affrontiamo, ma cambia, Signore, la nostra condizione oggi, perché il mondo possa vedere la tua gloria. Guarisce questo uomo malato, questa donna malata. Rallegra il cuore di questo uomo triste, di questa donna triste. Porta consolazione a questa anima abbattuta. In nome di Gesù, Padre, ti prego. Vedi ogni progetto, ogni missionario, tutte le basi missionarie, Signore. Vorrei chiederti per questo anno che sta finendo e vorrei consacrare il nuovo anno che arriverà piacendo a te, Signore. Aiutaci a essere uomini e donne fedeli, di nomi onorati, perché a volte noi vogliamo l'onore, ma non facciamo niente per averlo. Che possiamo essere uomini onorati, che abbiamo una sola parola, sì sì, no no. Ti consacro questo progetto della casa d'accoglienza ai religiosi. Signore, so che tu puoi fare molto di più di ciò che chiediamo e pensiamo, e so che noi avremo in Italia questo grande vivaio missionario e che queste persone che un giorno hanno consacrato la vita al tuo servizio, alla tua opera, perché la parola dice che gli eunuchi, che i leviti, la porzione loro sei tu la nostra eredità. E so, Signore, che questi uomini e queste donne, nonostante hanno dato un passo nel loro intendimento, ma avendo una mente rinnovata tramite la tua parola, avranno bisogno di appoggio. E vogliamo avere questo
questa possibilità di appoggiare questi uomini, queste donne che vogliono continuare a servirti e vogliono continuare nella fede, vogliono continuare essendo eunuchi, sacerdoti, leviti tuoi, Signore, ma con una mente rinnovata, lasciando gli eccessi che hanno ricevuto e vivendo la purezza e la semplicità della tua parola. Signore, che tu possa toccare in queste persone che mi ascoltano esta mattina e che possiamo, Signore, insieme ristrutturare questa base missionaria, questa casa d'accoglienza. Tocca in questo cuore, Signore. Tocca in questa persona oggi, perché so, Signore, che quel progetto missionario sarà veramente un agente tuo in questo paese. Siamo vicino all'anno del giubileo cattolico, Signore. E noi abbiamo bisogno di avere delle strategie e vorrei pregare stamattina che tu ci dia strategie per evangelizzare, per arrivare a questi uomini, queste donne che faranno questo percorso del giubileo e che possano, Signore, in questo giubileo, che un giorno era nostra Chiesa, ma siamo stati cacciati via per causa della parola, perché abbiamo compreso e abbiamo voluto solo la parola. E quindi noi, come quelli di Gerusalemme, sono stati cacciati via, ma ovunque andavano, parlavano, predicavano e fondavano dei gruppi, le chiese e portavano la tua parola. Così siamo stati noi. Padre, ti prego stamattina per ogni suora, per ogni prete, per ogni sacerdote, per i vescovi e pure per il Papa. Signore, so che il sistema è invincibile, soltanto tu vincerai il sistema e nessuno può pensare di restare dicendo io resterò perché cambierò il sistema. È impossibile. L'unico che vincerà e cambierà e distruggerà il sistema è Gesù quando tornerà. E noi cosa faremo? Noi faremo come i profeti che erano mantenuti con pane e acqua. Noi vivremo la completezza della tua parola finché verrà la completezza dei tempi. Signore, ti prego in nome di Gesù che questo uomo, che questa donna possa oggi avere il coraggio di contattarmi per dire pastore, aiutami perché ho bisogno di uscire di questa situazione, di quest'ordine. Io sono in una crisi, io comprendo che non posso continuare così, io comprendo che non è più la mia vita, che Dio non vuole questo per me, che io devo vivere la parola e che la parola mi invita, la parola mi trascina. Sì, Signore, che la tua parola possa trascinare queste persone dagli obblighi che gli uomini gli hanno imposto. Signore, che la tua parola possa essere, Signore, la ragione di questa grande decisione che loro prenderanno. E vorrei chiederti che possano prendere decisioni e che possano trovarci come appoggio per loro, Signore. Ti prego, Signore, vedi le mie mani, purifica le mie mani, purifica il mio cuore, perché io possa essere un amministratore fedele di tutto ciò che tu metterai nelle mie mani per amministrare per il tuo regno
e per la tua volontà, Signore. Ti prego che i fratelli di Sheadami ti possano comprendere questa missione che tutti noi abbiamo, una parte della nostra missione, Signore, e che possiamo insieme svolgerla per la tua gloria. Ti prego, Signore, di visitare ogni famiglia. Ti prego di visitare ogni casa, ogni persona. Signore, in nome di Gesù, Padre, ti prego di fare una cosa nuova in questa famiglia. Manda via Satana, Signore. Manda via i demoni, gli oppressori, in nome di Gesù. Libera questa casa. In nome di Gesù, Padre. Che questo uomo e che questa donna metta via, butti via ogni oggetto di idolatria che abbia a casa, ogni oggetto di superstizione, ogni oggetto di maledizione che sono gli idoli per la fortuna, per gli spiriti. Signore, in nome di Gesù, che quest'uomo e che questa donna oggi faccia una pulizia nella sua casa, prendendo ogni cosa che c'è là, che ci sia, ogni cosa che ci sia a casa, che non sia per la gloria di Dio, che possa buttare via oggi, romperlo, distruggere, non donare, sia una immagine, sia un oggetto, sia un simbolo. In nome di Gesù, Cristo è sufficiente. Gesù è sufficiente, fratello, sorella, Gesù è sufficiente. Che sia oggi la tua decisione, che Gesù è sufficiente per te, per la tua famiglia, per la tua casa, per la tua vita economica. Tu non hai bisogno di avere questo corno, tu non hai bisogno di avere questa mano così, tu non hai bisogno di avere nessuno oggetto che porti fluidi, perché tu hai Gesù. Gesù ha detto: io vi do la mia pace e la mia pace ve la do, e non ve la do come il mondo ve la dà. Quindi, fratelli miei, Gesù Cristo è sufficiente. Ti prego, Padre, per quest'uomo e per questa donna, che possano avere una mente rinnovata, restaurata, per la gloria del tuo santo nome. In nome di Gesù. Benedice le basi missionarie, benedice il missionario di Germania che sta arrivando, Signore, questa settimana, e che noi lo riceveremo qua a Firenze e dopo lo riporteremo a Monaco. Signore, che tu possa essere con lui. Ti prego per Anderson, che tu possa essere con lui, che tu possa passare le frontiere fin qua, Signore, e che loro possano arrivare qui per la gloria del tuo nome, per svolgere la tua opera, e che tanti altri possano anche essere agenti tuoi per la gloria del tuo nome. In nome di Gesù è questo che ti chiediamo. Amen e amen. Fratelli, che Dio vi benedica. Leggiamo il Salmo 25. È la nostra lettura di oggi. Salmo 25 è il nostro salmo di oggi. A te, o Eterno, io elevo l'anima mia. Ó Dio mio, in te confido. Fa che non sia confuso e che i miei nemici non trionfino su di me. Sì, fa che nessuno di quelli che sperano in te sia confuso. Siano confusi quelli che si comportano slealmente senza motivo. Ó Eterno, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua verità e ammaestrami, perché tu sei il Dio della mia salvezza. Io spero grandemente in te tutto il giorno. Ricordati, o Eterno, delle tue compassioni e delle tue misericordie, perché sono da sempre. Non ricordati dei peccati della mia giovinezza, né delle mie trasgressioni, ma nella tua benignità ricordati di me, o Eterno, per amore della tua bontà. L'Eterno è buono e retto, perciò egli insegnerà
la via ai peccatori. Egli guiderà i mansueti nella giustizia e insegnerà la sua via agli umili. Tutte le vie dell'Eterno sono benignità e verità per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze. Per amor del tuo nome, o Eterno, perdona la mia iniquità, perché essa è grande. Chi è l'uomo che teme l'Eterno? Egli gli insegnerà la via che devi scegliere. Egli vivrà nella prosperità e la sua progenie erediterà la terra. Il segreto dell'Eterno è rivelato a quelli che lo temono ed egli fa loro conoscere il suo patto. I miei occhi sono rivolti di continuo all'Eterno, perché egli trarrà i miei piedi dalla rete. Volgiti a me e abbi pietà di me, perché sono solo e afflitto. Le angosce del mio cuore sono aumentate. Liberami dalle mie avversità. Vedi la mia afflizione e il mio affanno e perdona tutti i miei peccati. Osserva i miei nemici, perché sono molti e mi odiano di un odio pieno di violenza. Custodisci la mia vita e liberami. Fa che non sia confuso, perché mi rifugio in te. L'integrità e la rettitudine mi custodiscano, perché spero in te, oh Dio. Libera Israele da tutte le sue tribolazioni. Amen. Che Dio vi benedica. Un abbraccio grande a tutti i miei fratelli, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione del Divino Spirito Santo sia con tutti, oggi e per sempre. Amen. Dio vi benedica. Non dimenticate di lasciare il tuo mi piace e di condividere con altre persone questa diretta. Pace a tutti. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Lascia un mi piace. Dio vi benedica. Ti amo Dio, la tua grazia non fallisce, tutti i giorni sono nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà. Amo la tua voce, mi hai condotto in mezzo al fuoco, nella notte buia, mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà.
in ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà, canterò della tua bontà.